5 persone sono indagate per la morte di Nicola Pagan, l'operaio di 58 anni deceduto lo scorso 3 dicembre mentre stava lavorando in un cantiere edile per realizzare le condotte dell'acqua e della fognatura. A 5 mesi dall'infortunio mortale sul lavoro, la Procura di Padova ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo e violazione di sicurezza sul lavoro il committente, i 2 datori di lavoro di Pagan, il coordinatore della sicurezza del cantiere e il direttore dei lavori. Nicola Pagan è morto travolto dal terreno della buca dove stava lavorando per il montaggio di alcuni tubi delle condutture fognarie. Era rimasto coperto e immobilizzato dalla terra, solo la testa era rimasta all'esterno, ma le temperature rigide, il dolore e la paura lo hanno portato alla morte. Quando i medici sono arrivati hanno tentato di rianimarlo, ma ormai non c'era più nulla da fare. Il pubblico ministero titolare delle indagini ha disposto anche una consulenza sulla dinamica della tragedia, anche in misurazioni delle dimensioni della buca e dei materiali.